Amici di Sportisili, buon pomeriggio, un saluto dal vostro Marco Genduso qui per commentarvi Merlo Calcio 5 e Vigor San Cataldo, ottava giornata del campionato di Serie C1 Girone A. Il Toccia Stadium ha già ospitato una partita quest'oggi, ci riferiamo alla sfida tra Palermo Futsal Club e Oratorio Cosme Damiano, finita con il risultato di 7-1, l'abbiamo trasmessa proprio qui sui canali di Sportisili per completare il nostro palinsesto. Oggi 4 gare tra calcio 11 e calcio 5, insomma non ci facciamo mancare praticamente nulla. Poi vi ricordiamo anche la partita alle 18:15 tra Tremme Calcio 5 e Palermo Calcio 5 che verrà trasmessa sempre qui sui canali di Sportisili, insomma un pomeriggio ricco di calcio. Nel frattempo stanno per entrare in campo le due formazioni, vediamo infatti subito il capitano Bongiovanni con la fascia, anzi no, Giovanni in realtà è il vice capitano, perché il capitano è Cesare Taormina, che però non vediamo in questo momento, vediamo se forse è un po' più in fondo della fila. Entra sicuramente il signor Giuseppe Bargione, invece della sezione di Palermo sarà lui il crono. Entra invece sicuramente Mister Gallo, che sta guardando anche qui e ci probabilmente saluta. Nel frattempo pallone tra le braccia dei due direttori di gara, il signor Salvatore Crapanzano e il signor Pietro Bennici, che saranno i due arbitri di quest'oggi. Nel frattempo è arrivato anche Cesare Taormina, che ricordiamo essere il capitano. Nel frattempo noi vi mostriamo come sempre il nostro meraviglioso scoreboard, 0-0 risultato. Poi ricordiamo che come in ogni partita di Serie C1 non ci sarà il cronometro classico, quello che scorrerà nei vostri teleschermi, ma invece ci sarà il tempo effettivo, quindi due tempi da 20 minuti. Nel frattempo entrano le due formazioni in campo con i tre direttori di gara. Però il capitano è Bongiovanni, allora è Bongiovanni il capitano. Pensavamo fosse Taormina, ma non è così, è il numero 10, dunque ecco per questo motivo era davanti al proprio portiere. Nel frattempo invece si sistema anche la squadra in maglia gialla della Vigor San Cataldo, che arriva da un ottimo inizio di campionato, perché al momento quinto posto con 14 punti, 32 gol fatti, 26 quelli subiti. Invece i punti della Merlo sono 2 in meno, con il settimo posto, 29 gol fatti, 31 subiti. Forse questo dato bisogna un attimino migliorare, però ancora il campionato è molto molto lungo, sono trascorse infatti soltanto 7 giornate e con 12 punti è un bottino niente male. Nel frattempo il fischio da parte dell'arbitro 1, ovvero Salvatore Crapanzano, e poi classico cenno prima di cominciare con Bongiovanni che scorre per tutta la fila. Poi a salutare l'ultimo invece, che sarà il numero 10, Matteo Niccoli. C'è tanta attesa anche per questo numero 10, perché sappiamo essere un calciatore molto molto forte. Dall'altra parte invece il portiere come numero è Vincenzo Camilleri, dovrebbe partire lui dal primo, però attenzione anche a Mauro Alessi, maglia numero 23, potrebbe essere lui anche a partire. Vediamo chi vincerà il ballottaggio. Vediamo quale sarà il quintetto iniziale scelto da Mister Gallo. Noi come sempre proviamo a giocare un po' per dire e ipotizzare quello che possa essere il quintetto di partenza. Ipotizziamo Teo Taormina in porta, centrale Molinaro, poi sulle fasce ipotizziamo Davide Rizzuto, lì davanti Condori. Questo vediamo è il quintetto che ipotizziamo, poi vediamo se effettivamente lo indovineremo. Dall'altra parte invece sicuramente tra i pali o Alessi o Camilleri, e poi chi prenderà spazio è Andrea Alessi con la maglia numero 3, capitano di questa formazione, poi Matteo Niccoli lì davanti sarà sicuramente la scelta. Nel frattempo foto di rito per entrambe le formazioni che stanno attendendo. C'è anche Gandolfo oggi non è convocato per questa foto, è infortunato, ci suggeriscono. C'è invece anche a completare il roster quest'oggi per Mister Gallo anche il giovanissimo Gaspare Di Fede, numero 23, un ragazzo che sta ben facendo con l'Under 19. Nel frattempo vediamo Niccoli in porta, Camilleri, Alessi, e dunque questi tre li abbiamo effettivamente indovinati. Poi con la 7 Mattia Agnello, e poi adesso ci manca soltanto un giocatore, dovrebbe trattarsi di Ignazio Granatiere, che a Giracco, anzi no, non è Granatiere, bensì Eric Martorana. Questo il quintetto anche scelto dalla formazione ospite, con Dori, Bongiovanni, Molinaro, Davì e Taormina. Dunque ne abbiamo indovinati 4 su 5, sbagliando soltanto Bongiovanni e Davì. Queste dunque le scelte di Mister Gallo. Si attende soltanto il fischio da parte di direttori di gara. Vediamo come imposterà la gara la Merlo. Oggi è una partita molto molto importante, perché sa bene che i 3 punti oggi in palio sono fondamentali, perché intanto andrebbe non soltanto ad agguantare ma anche a sorpassare il Vigor San Cataldo, e di conseguenza già capiamo l'importanza, ma non soltanto, perché ovviamente
se bisogna pensare qual è l'obiettivo, che la salvezza bisogna sicuramente costruirlo dentro casa, e dunque oggi una sfida importante che potrebbe fare raggiungere il prima possibile questo grande obiettivo. Inizia anche la sfida dunque con il primo tocco verso Molinaro. Davi, poi Bongiovanni prende subito in pieno Niccoli, anzi Alessi, che ha cercato di aumentare di alzare il baricentro. Agnello fermato da Molinaro, ecco Davi con l'esterno. Bongiovanni apparecchia dalle parti di Condori, va ad andarsene il calciatore. Non hai il tempo di ambientarti subito duro a difendere qua. Martorana, ecco Alessi, il capitano, rimane basso invece Matteo Niccoli. Un grande inizio, dicevamo, di campionato per lui. Palla subito dentro per Martorana, non è stato trovato, ma è una buona idea quella di Agnello, che ha provato subito a pescare il proprio compagno, non c'è riuscito. Pressione alta, Molinaro, testa Martorana, Agnello, poi Molinaro ancora con lo strapotere fisico a metterlo lì alle strette. Sempre Molinaro, che poi con il mancino lancia. Era una buona idea, perché Bongiovanni qui forse poteva anche allungare prima il campo per ricevere questo pallone, non l'ha fatto. Adesso sta invece guardando capitano Alessi. Nel frattempo sentite la voce di Molinaro, che non è il capitano, però in quanto a leadership probabilmente è tra gli uomini più importanti. Prova l'anticipo, Agnello 1-2 con Martorana, palla direttamente tra le braccia di Taormina. Condori anticipato da Alessi, poi lottano i due, e questo è il primo duello corpo a corpo al momento vinto dal numero 7 in maglia rosso-bianca. Molinaro, Bongiovanni sempre molto elegante, palla al piede, doppio passo sinistro-destro, cerca la punta, Martorana devia. Molinaro, Davi, ancora Molinaro, Bongiovanni, palla di ritorno, la controlla il 19 ex Mazzara. Bongiovanni chiede il tocco verso Condori, ma poi si appoggia da Davi, una palla forse più difficile ma sicuramente più corretta. Davi ne porta a spasso 2, poi cerca una palla in mezzo. Partiamo subito con alcune considerazioni, perché ricordiamo come Enrico San Cataldo giochi in un campo, in un parquet dentro casa, di conseguenza già una partita come quella di oggi ha sicuramente un sapore differente, in quanto non è proprio abituata al massimo, e quindi insomma questa potrebbe essere subito una chiave di lettura abbastanza interessante del match. Davi torna dietro, adesso Molinaro, passaggio sbagliato in questo caso da parte del difensore. Merlo, che arriva da una importantissima vittoria contro il Città di Leonforte, una trasferta con annessa vittoria importante per raggiungere questi 12 punti. Niccoli, ancora poco servito il numero 10, Martorana va dalle parti di Alessi, poi chiude Condori, che come sempre è un attaccante un po' atipico, non cerca tanto la giocata negli ultimi metri, ma gioca praticamente a tutto campo, quindi insomma sicuramente delle qualità che Mister Gallo saprà apprezzare anche molto durante il match. Niccoli, Martorana, Taormina alza sopra e mette in calcio d'angolo. Si fa vedere quindi anche la squadra ospite in questa conclusione provata. Condori, buono qui con il fisico a lavorare. Bongiovanni per Davi, che è tanto veloce e molto largo, mette secondo palo! Condori! Quasi ci ha voluto smentire, dicevamo non segna forse troppo, ma adesso sblocca la partita e fa 1-0. Però che palla di Davi! Palla straordinaria di Salvo Davi, che l'ha messa lì con i giri giusti, e Condori ha soltanto dovuto spingerla in porta. Ha battuto Camilleri, ha fatto 1-0, però ancora una volta l'azione da chi è partita? Da Condori, perché è stato lui a recuperare quel pallone sugli sviluppi di un calcio d'angolo, lui a scaricare poi verso Davi, che ha fatto un assist incredibile, e poi rete del calciatore in maglia numero 7, 1-0. Niccoli allo spazio, calcia subito verso la porta, vuole quasi rispondere al gol subito, calciando decisamente male, e dunque palla fuori. Molinaro, palla lunga verso Condori, testa di Martorana.
Niccoli, Agnello, 1-2, poi non lo salta perché Molinaro è molto attento. Davi, mezza 2, palla incollata sulla suola, che partita già per il giovane. Poi Martorana, salta tutti Taormina, non si fa beffare, poteva fare un tocco morbido sotto, non lo ha fatto, e qui Taormina ha risposto presente. Poi Bongiovanni, forse c'è un fallo, senza forze, non c'è fallo. Agnello, Niccoli, Alessi, Martorana, secondo palo, e qui Davi se la stava quasi mettendo dentro la propria porta. Palla però in calcio d'angolo per sua fortuna, però il Vigor San Cataldo è vivo. Al momento, ricordiamo, sono 14 punti. Mancano 16 minuti alla fine di questo primo tempo. Nonostante non ci sia, come in altri campi, ad esempio al Palladon Bosco, per citarne uno, il cronometro ben visibile, il direttore di gara avvezzo ha detto a questa particolare funzione, era molto vicino, l'abbiamo letto. Nel frattempo Davi cerca il secondo palo ma mastica il campo. Errore da parte delle 19, che viene anche incitato dal pubblico presente oggi qui al Lettoccia. Ricordiamo, dicevamo, c'è stata già un'altra partita, la vittoria di Rossonero, del presidente Pazzaglia, 7-1, Palermo Futsal Club contro l'Ardora Cosme Damiano. Infatti sono rimasti diversi calciatori come la Fiura, non su tutti, il capitano, anche Gennaro, per guardare anche questo match, che al momento insomma non ci sta facendo annoiare, perché 1-0 quando sono passati praticamente meno di 5 minuti. Alessi, palla centrale, Agnello, palla di ritorno per Alessi che scivola, Bongiovanni palla lontana senza badare allo stile, direttamente alle parti di Camilleri, che fa subito rimettere il pallone in campo con Martorana. Alessi, palla in cosa sulla suola, Martorana si avvicina a lui, Alessi, ma va da Niccoli. Insomma, quando si dà pallone a Niccoli sicuramente non è mai una scelta sbagliata, lo sanno bene anche i compagni. Alessi, calcio da fuori, prende in pieno Molinaro, poi Agnello prova a cosirsi un'occasione ma sbaglia. Davi è molto veloce, io se parte Davi con Martorana, si continua, poi da terra e fallo di Davi. Martorana, Niccoli, Alessi, cosa cerca il secondo palo, non lo fa, Niccoli, se la costruisce, va sul sinistro, prende però Davi, sarà quindi calcio d'angolo. Ed è quindi calcio d'angolo, o forse no, rimessa laterale, forse sì, rimessa laterale, zona comunque prettamente offensiva, palla dentro, tacco di Agnello, poi Bongiovanni allontana Camilleri, poi sbaglia il passaggio, qui Bongiovanni a caricare i compagni. Davi, Molinaro, salvo Davi, la controlla, passaggio poi in orizzontale. Probabilmente Mister Gallo non sarà contento di questo cambio di gioco, forse un po' effimero. Niccoli prova a rientrare sul secondo palo, si era sbucato, si era infilato in questo caso Martorana, poi Molinaro a parlare con Davi, probabilmente qualcosa sulle marcature, dicendo devi uscirci tu e non ne schiacciarti dietro. Probabilmente avrà sicuramente detto questo, perché è ciò che si è notato in campo. Martorana, Alessi, Niccoli, Agnello, buon lavoro. Niccoli riescono a dialogare i due con un pizzico di fortuna. Martorana cambia gioco anche lui, un po' come Davi, poi palla ancora di ritorno con Dori, scivolata, ferma tutto Molinaro con l'esterno. Davi può ripartire con forza il numero 19, ma sbaglia perché Alessi fa una grande chiusura, riesce anche a spedire il pallone dalle parti di Niccoli, che salta la Nicoli, calcia! Bongiovanni si frappone tra la porta e il pallone, palla in calcio d'angolo.
Gara bellissima al momento, non ci sta facendo sicuramente annoiare. 1-0 per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali di Sportisili, ma come diciamo sempre siamo sicuri che ci seguite fin dalle primissime battute del match, perché è una gara che merita tanto. Poi conclusione di Martorana dritta sull'esterno della rete con Taormina che l'aveva già battezata fuori. Bongiovanni esalza il pallone, va sotterra da Molinaro, anche lui lungolinea, Condori la controlla, però direttamente fuori. Agnello, Niccoli, ancora tasto off per il numero 10. Agnello di prima sbaglia il passaggio, Molinaro, Davi può ripartire con tecnica, cerca il dribbling, gli riesce, Davi apparecchia Condori per Davi! Cosa hanno combinato quei due? 2-0, gioca benissimo adesso la Merlo. 2-0 il risultato e adesso è veramente sempre più difficile per la Vigor San Cataldo, che è sotto di 2 reti. La partita è ancora lunghissima, però nel frattempo Rizzuto dovrebbe fare il suo ingresso, forse al posto di Bongiovanni, vediamo. Vediamo al posto di chi Rizzuto, perché sta continuando il suo riscaldamento, ma sembrava praticamente pronto a subentrare. Niccoli, si riparte dunque. Passettini, esterno, Martorana. Palla ancora verso Martorana, sempre Niccoli. Agnello con il tacco, Niccoli portato all'esterno da Condori, e lavora sempre. In tutte le posizioni lo ritroviamo qui. Il 7 Miguel Condori, poi palla verso Martorana che trova una conclusione molto difficile. Taormina velocissimo su Condori, la controlla, ma ancora una volta dritta verso l'uscita. Però non era facile questa. Concentrati per metterla bene, non per calciare fuori. A tempo Bongiovanni dice a Taormina di non sbagliare questi rilanci perché sono tanto importanti. Agnello, Niccoli, c'è il taglio di Alessi, chiude Bongiovanni la diagonale, poi Molinaro, Bongiovanni sempre molto tecnico, tiene il pallone, poi lo alza a cercare Davi, una buona idea, poi quasi scivola Davi. Nel frattempo Molinaro chiama Davi subito alla fase difensiva e non rimuginarsi sopra per l'occasione avuta e non sfruttata. Niccoli, ecco Alessi, può calciare e poi ci ripensa. Niccoli va sul mancino, lo fa adesso e poi chiude ancora Bongiovanni. Una buona gara dal punto di vista difensivo per Danilo Bongiovanni, si è visto meno lì davanti, ma va bene così, il risultato al momento è favorevole. Martorana scambia verso Agnello, di ritorno ancora Bongiovanni, sempre pronto a chiudere. Bongiovanni per Condori, riparte contropiede, Davi la controlla, Davi ancora, deviazione doppia e poi salva tutto capitano Alessi, ma al momento la Merlo quando attacca fa sempre tanta paura. Davi, Molinaro, Bongiovanni, centrale verso Condori, sbaglia perché è molto bravo Martorana nell'anticipo, palla poi che termina tra i piedi di Matteo Niccoli. Poi Agnello, Niccoli, palla imbucata, sbagliata decisamente. Vediamo ci sarà qualche altro cambio. Bongiovanni alza ancora il pallone, male però, perché in questo caso Davi era andato incontro anche con Dori, quindi non si sono capiti due. E fate un cambio con l'inserimento di Guccione. Con la maglia numero 22 è rimasto Martorana, è rimasto anche capitano Alessi. È uscito Niccoli, forse lo vuole fare riposare un po' per tornare nei momenti magari conclusivi del primo tempo. Palla dentro, ancora Taormina in spaccata, poi Condori può ripartire con l'esterno, è una buona idea ma forse non ben fatta. Alessi, 3 contro 2 adesso. Guccione può puntare, doppio passo, sceglie il mancino Molinaro, lo stradica a terra ed è anche calcio di punizione. Quindi calcio di punizione, posizione molto defilata, ipotizzare un tiro chiaramente è proibitivo, però da lì forse uno schema
Passaggio in mezzo forte, forse. Oh, Andrea, preoccupati della ripartenza. Vai in avanti. Rimane giù Martorana, anche Alessi però. Puoi stare là, Andrea, te lo dico, già pensa. Vediamoci che Agnello sceglie il mancino, murato da Davi, poi Bongiovanni fa una grande chiusura. Sali, Fede, sali! Davi finta, rischia tanto, ma ne esce benissimo Davi, che giocatore! Poi apparecchia per Condori, Davi ancora! Come prima! 3-0! Ma quando questi due passano il pallone è veramente un pericolo per tutti. 3-0, Tris, Davi ancora! il risultato, una doccia freddissima per Vigor San Cataldo, che adesso interviene ancora con i cambi di Antonio Lunetta al posto di Agnello. Vediamo se qualcosa cambierà. Lui poteva tirare ogni Poche interruzioni al momento. Martorano, Lunetta, Agnello, poi Martorana. Bongiovanni lo porta verso l'uscita. Nel frattempo è entrato in campo il fratello di Mario Molinaro, ovvero Marco Molinaro, che si è messo come laterale al posto di Davi, ma sicuramente un cambio difensivo. Lunetta mette dentro Martorana per Alessi, diagonale fuori, poi viene chiamato anche un time out. Dunque piccolo momento di break per rimettere insieme i pezzi per la Vigor San Cataldo, invece per Mister Gallo per parlare con i suoi ragazzi. Sicuramente starà piacendo tanto l'atteggiamento. 3-0, anche possiamo dire in tranquillità, con la doppietta di Davi e il gol di Condori, ma tutti e tre gol entrambi i calciatori hanno toccato il pallone, dunque assist e gol per entrambi, che stanno facendo praticamente tutto da soli, ma grande merito va dato anche alla difesa, perché Molinaro e Bongiovanni hanno praticamente chiuso tutto davanti a Taormina, che ha fatto soltanto una parata, e questo sicuramente è una statistica che va detta e bisogna anche parlare, perché sì, ok, Davi e Condori, però anche Bongiovanni e Molinaro hanno fatto una grande partita. Poi vediamo se qualche cambio sarà effettuato. Nel frattempo si ritorna in campo, perché vedo il fischio da parte del signor Cravanzani. Perdiamo palla, possiamo aggredire avanti, per favore, ragazzi. Non li facciamo arrivare. Sembrerebbero non esserci cambi, però. Abbiamo 0 palle. Siamo arrivati in porta 3 volte. Mancano 11 minuti nel frattempo alla fine di questo primo tempo. Anzi no, mancano 9 minuti, sono passati 11 minuti, quindi questo è il tempo che manca. Vai più su. Palla lunga, Condori la tocca con la tibia, anche sfortunato a toccarla. Lunetta, Martorana col mancino sbaglia il passaggio, Molinaro si autolancia, Molinaro, trattenuta piuttosto evidente, c'era effettivamente sulla destra Condori tutto solo, poteva e doveva darla prima a Molinaro, non l'ha fatto, però ha fatto ammonire comunque un avversario, in questo caso Guccione. E calcio di punizione quindi con Bongiovanni, che da lì ha lo sguardo di uno che vuole calciare in porta, diciamola così. Con te passi si era messo perfettamente Lunetta. Fischio, va Bongiovanni, la traversa, la spaccata da Nilo Bongiovanni. L'ha calciato perfettamente qui Bongiovanni. Meglio di così, probabilmente poteva soltanto fare una cosa, ovvero segnare, però era difficile.
Martorana nel frattempo. Guccione appena ammonito. Alessi. Ancora Guccione. La porta lì sull'esterno. Lunetta, palla di ritorno. Condori ancora una volta lavora bene in fase di difesa. Sarà quindi rimessa laterale, zona offensiva. Lunetta, Alessi, Martorana. Lui e il capitano Alessi sono gli unici giocatori di movimento della Vigor ad essere in campo fin dal primo minuto. Molinaro rallenta forse un po' troppo il gioco. Marco Molinaro. Bongiovanni. Molinaro, ancora Bongiovanni. Se fa 1-2, fa sinistro-destro, va sul mancino e calcia, deviazione. Partita veramente tanto in fiducia per il 10, per il capitano Bongiovanni, che oggi sta facendo una grande prestazione. Lunetta, Condori quasi intercetta, poi passa ancora il pallone. Martorana è un 3 contro 2, apparecchia dalle parti di Lunetta con Bongiovanni, scontro poi di testa. Tutto ok. Lucido, Federico. Poi dentro Rizzuto, vediamo al posto di chi. Lunetta. Niccoli, rientrato adesso per questi minuti. Alessi, Niccoli. Poi Martorana prende sulle scarpe Bongiovanni. Fuori Bongiovanni, dentro Rizzuto. Dunque un giocatore che sappiamo, conosciamo tanto bene. Ha giocato tanti anni al Palermo Calcio a 5. Un giocatore che fa sicuramente della quantità, della sostanza le sue armi migliori, oltre che un esperto in scivolate. Poi Niccoli, Taormina se la trova lì e risponde. Dicevamo, il cambio di Rizzuto è un cambio intelligente, perché adesso potrà chiudere anche la difesa. Lui che sicuramente ha nella fase difensiva le armi migliori. Niccoli sul sinistro e prende ancora Molinaro. Palla che sembrava destinata ad essere fuori, però. Largo, Matteo, più largo, più largo. Ricordiamo come a momenti invece inizierà la sfida tra 3M Calcio a 5 e Palermo Calcio a 5, sempre sui canali di Sportisili. Vi ricordiamo anche queste notizie. Poi Rizzuto, scontro con Camilleri, però forse leggermente spinto Rizzuto. Si continua. Condori, finta quasi di calciare, poi torna dietro Molinaro. Palla dentro, Rizzuto di prima. Una giocata troppo leziosa da parte dell'ex Palermo Calcio a 5. Qui poteva giocare la palla sicuramente in maniera differente. Molinaro fa un buon lavoro qui in fase di copertura, sempre pulitissimo Mario Molinaro. Poi Lunetta, si aggrappano i due, quasi si strappano le magliette. Poi fuori Condori, dentro ancora Davi. Davi che si è anche cambiato le scarpe. Aveva scarpe rosse prima, adesso invece scarpe blu. Però quelle rosse gli avevano anche portato bene in realtà. Vai su. Rizzuto. Molinaro allunga, sbaglia però. Nel frattempo sono 2 i falli della Merlo, 2 invece quelli della Vigor San Cataldo. Gara piuttosto corretta comunque. Nel frattempo riecco in campo Agnello per Lunetta. Agnello. Esterno, Niccoli, vuole lo spazio, adesso sinistro, adesso apre, Martorana, va di ritorno, Rizzuto ancora ad intercettare l'ennesimo pallone della sua partita. Mancano circa 6 minuti alla fine. 6:20, siamo precisissimi quest'oggi, non abbiamo il cronometro, ma abbiamo i nostri trucchetti oggi. Alessi, Martorana, Niccoli, vediamo se ci regala un'azione delle sue. Davi però gli sradica il pallone, Martorana poi provvidenziale. Ottimo quell'intervento da parte del 16. Sali, però Matteo, via campo che Matteo è dall'altro lato. Niccoli danza sul pallone, questa volta
riesce a saltare Davi, palla che rimane ancora lì. Martorana tra i migliori quest'oggi, Niccoli di prima, Alessi sovrapposizione, poi ancora dal compagno Agnello, azione insistita da parte della Vigor. Niccoli sfida Molinaro, è una scelta difficile, è l'ultimo tocco e pure del 10 e quindi rimessa laterale per la Merlo. Matti, ma perché sei là? Nel frattempo ecco in campo anche Girgenti a battagliare lì davanti, nel frattempo cade giù Martorana ma si continua. È entrato al posto di Molinaro, Taormina, Girgenti la controlla con un po' di difficoltà, poi col fisico lotta come sempre Girgenti, la tiene lì col fisico, va giù e qui un po' lo spinge effettivamente Niccoli. Dentro Granatiere nel frattempo, ma non è l'unico dentro perché anche Giorgio Magaluso in campo. Niccoli destro-sinistro in mezzo, Rizzuto, poi Molinaro per Salvo Davi, sempre molto tecnico, in mezzo a due passa, vede il fallo. Dai, non gesto fallo, fottitene. Non fa niente. Terzo fallo qui da parte della Vigor San Cataldo. Molinaro batte la punizione, potrebbe anche calciare, vediamo, no. Davi, Molinaro, esce Agnello in pressione, esce anche Niccoli, Davi la tiene lì. Davi ancora una volta sguscia via, poi Macaluso con un buon lavoro di gambe lo ferma. Sì, Mattia! Vai, Matti! Sbaglia tutto, Niccoli apre per Agnello, vuole rientrare, non riesce perché Davi è un osso duro, poi Molinaro si autolancia, Molinaro vede Davi ancora finta, controfinta, attacco, era giusta l'idea ma poi non fatta benissimo, Agnello scivolata da dietro sul pallone, salvo Davi, che partita, doppio passo, Davi apre, palla secondo palo e poi esterno della rete, ma sembrava veramente gol quello di Molinaro. Si rimette subito la palla in campo con Granatiere che è entrato in campo al posto del capitano Alessi. Muovila! Niccoli viene studiato da Rizzuto. Muoviti! Matte, dai palle e basta. Niccoli allarga verso il neoentrato Granatiere. Poi Niccoli, giocata su Girgenti, un po' troppo aggressiva. The time out dunque, quello chiamato dalla Vigor San Cataldo. Girgenti chiede scusa a Niccoli. 3-0 risultato, partita praticamente dominata dalla Merlo. Si fa vedere in attacco anche la Vigor in realtà, però le azioni reali da gol sono veramente poche. Mancano 3 minuti e 30 alla fine del primo tempo. Ricordiamo infatti come siano previsti 2 tempi da 20 minuti per questo campionato. Tempo effettivo è la novità grandissima, gigantesca nel mondo del calcio 5 per quanto concerne la C1, già dallo scorso anno in realtà. Invece per quanto riguarda la Serie C2, la Serie B, bisogna invece aspettare, speriamo il minor tempo possibile, per avere anche in questi campionati il tempo effettivo, perché è sicuramente un qualcosa di utilissimo. Nel frattempo a Collopi il tecnico sta parlando con questi ragazzi, forse per capire qualcosa, quello che non sta funzionando. Misergallo invece con la sua meravigliosa lavagnetta sta parlando di tattica, insomma, sempre molto interessante. Nel frattempo Bongiovanni torna in campo con Rizzuto, Molinaro però Marco e non Mario, e lì davanti Girgenti, dunque tanto fisico adesso in campo, forse il giocatore meno fisico è Rizzuto, però bisogna anche metterla un po' di tecnica in campo. Calcio di punizione quando mancano dunque 3 minuti e 30 alla fine della prima frazione di gioco. Vediamo Niccoli sul punto di battuta, sta guardando i compagni, guarda anche la panchina, quasi a
chiedere un po' di forza in più. Si ricomincia. Agnello. Troppo alto, sei Matti, vai là sotto, vai là sotto. Continua a girare palle. Macaluso, c'è il pallone, si gira anche bene il 18, ma sul fondo trova una deviazione, trova soprattutto una rimessa laterale, zona offensiva, Granatiere. Niccoli contro Rizzuto, lo sfida, calcia con il mancino e poi sul secondo palo arriva il gol di Agnello, l'ha toccata lui per ultimo, 3-1. La riaperta Vigor San Cataldo con questo gol sul secondo palo, dovrebbe averla toccata per ultimo Agnello. Mancano 3 minuti. Bongiovanni mezzo a 2, prova a sfondare tutto ma non riesce, poi col fisico Bongiovanni ancora, Rizzuto, fallo. Oh! Danilo! E Bongiovanni molto arrabbiato. Entra in campo anche Alessi da capitano. Anche Niccoli cerca di calmare il suo avversario. Anche Camilleri a parlare con Bongiovanni. Reazione un po' eccessiva da parte del giallo nel frattempo per Granatiere. Forse giallo anche per Bongiovanni, vediamo. 2 gialli. Dicevamo una reazione un po' eccessiva da parte di Bongiovanni qui, che sicuramente il fallo c'era, però Giorgio! poi Girgenti ci prova un po' con tante risate a dire all'inizio di gara fosse già ammonito, ma chiaramente è uno scherzo da parte dell'attaccante per smorzare un po' quelli che sono gli animi caldi, caldissimi di questa partita. Ignazio, sistemati Mattia! Andrà Rizzuto, mancano 2 minuti nel frattempo. A te, se passa la palla, vai senza scoprire il cielo. Molinaro, Rizzuto, riceve il pallone, si mette sul secondo palo, finta e controfinta, Rizzuto si perde un po', poi passa Rizzuto, magia! E poi la tocca Camilleri, ma cosa ha fatto Rizzuto qui? Anche calcio d'angolo, ha trovato una deviazione però del portiere. Molinaro. Bravo Giorgio! Prendi campo. Rizzuto chiama i compagni indietro, dice tornate subito dietro. Bisogna difendersi un attimo. Niccoli. Ancora Matteo Niccoli avanza con il destro, passettini come sempre. Granatiere prova da fuori, Molinaro intercetta. Poi apre dalle parti di Girgenti e tiene bene il pallone. Bongiovanni, lancio perfetto per Rizzuto. È stato fatto con i giri corretti. Forse non tanto da calcio al 5, però ben fatto. Macaluso, Granatiere, Niccoli. Palla imbucata, decisamente male. Manca poco più di un minuto. Signore, quanto manca? 1,58. 1 minuto e 58 per essere precisi. Sbaglia Bongiovanni, Agnello, Macaluso prova ad infilarsi, poi si appoggia da Niccoli, palla fuori, saltello che dormi. Fuori Girgenti, dentro Condori. Per questi ultimi
110 secondi perché mancano 1 minuto e 50. Matteo, vieni. Niccoli, Cioè abbiamo giocato per quasi 50 minuti. 45. Niccoli, prova la conclusione da fuori, Taormina blocca senza nessun problema, poi Condori con il petto mette giù l'ennesimo palla della sua partita. Bongiovanni, Rizzuto, ancora Bongiovanni, Molinaro, il taglio, Rizzuto può arrivarci, Rizzuto! Palla deviata, calcio d'angolo, va vicino al gol, vicino al poker. Nel frattempo dentro, anzi fuori Niccoli, invece Toscano. Dentro anche Martorana per Granatiere. Squadra molto giovane in campo, Rizzuto tiene lì, Condori apre per Bongiovanni. Poi Rizzuto prova da dietro, non riesce, Agnello salta l'uomo, Agnello ancora può calciare, lo fa adesso! Molinaro poi insulta come un gol, Rizzuto prova la ruletta, era molto difficile. Marcano circa 50 secondi alla fine del primo tempo. Martorana per Agnello, del gol, Rizzuto esce in pressione, fa anche paura al diventato Toscano ed effettivamente la palla va anche fuori. Poi la voce di Vito La Fiura, inconfondibile, ha detto qualcosa ma non abbiamo capito cosa. Fermo là, Gio. Sì, Gio, sì. Bongiovanni per Condori, la tira lì, ancora una volta un grande lavoro dell'attaccante. Molinaro finta, poi prova ad allontanare con il destro. Agnello è molto bravo perché sale tanto sulla pressione, manca veramente sempre meno. Bongiovanni si gira, sta facendo la guerra il 10. Rizzuto finta, ancora Bongiovanni, ma Caruso fa fallo, calcio di punizione. Ed è il quinto fallo. Però mancano veramente una manciata di secondi. Senza fallo, Eri. Meno di 10 secondi, Condori. Gio, fermo! Rizzuto. Basti! Molinaro prova la conclusione, va bene così perché finisce il primo tempo. Risultato di 3-1. Grande bella partita con la Merlo al momento in totale controllo del match in maniera decisamente meritata. Noi come sempre vi ricordiamo di rimanere qui connessi perché solo qui in esclusiva il secondo tempo della sfida. A dopo! Serviva dare una scossa dopo l'ultima sconfitta in campionato e quest'oggi è arrivata 7-0 contro il Sport, prima nel girone B di Serie C2. Siamo qui con il capitano Vito La Fiura. Ti chiediamo subito, tripletta, i primi 3 della partita, quanto sono stati importanti nell'esito del match? La tripletta è stata importante, ma però ci tenevamo a dare una risposta da squadra, perché io qualche partita l'ho fatta e purtroppo può capitare che durante un'annata ci sta quella partita in cui magari non scendi in campo, che la prendi male o che non ci sei mentalmente o con le gambe. Però questo non significa che noi non siamo una squadra che può ambire alla vittoria del campionato, a giocarsi una finale alla fine. I miei compagni erano carichi, io ero carico e anche il mister, quindi tenevamo a dare una risposta netta e chiara. Loro sono un'ottima squadra, come dicevi tu, sono prima nell'altro girone, non sono gli ultimi arrivati, ma noi ce la siamo giocata a viso aperto perché avevamo voglia di rivalsa. Può capitare un'uscita a vuoto, ma la seconda sarebbe stata troppo, quindi siamo entrati convinti cattivi e si è vista, è stata una partita per lo più dominata. La sconfitta contro il Pioppo può aver dato forse nuova linfa e quella voglia, quello stimolo di fare meglio? Sì, quando mi hai intervistato sabato scorso ti ho detto che anche dalle sconfitte pesanti c'è da prendere qualche cosa. Qualcosa è la voglia di rivalsa, di fare bene, non puoi ripetere lo stesso approccio della partita scorsa. Quindi rientri con un appiglio diverso, con una voglia diversa e questo ti motiva a fare meglio. Quindi se c'era qualcosa da prendere era proprio questa, la voglia di rivalsa l'abbiamo dimostrata in campo. Oggi 2 tiri liberi, uno calciato da Gennaro, parato dal portiere, poi il gol del giovane Nicchia. Ti chiedo di commentare l'episodio di Gennaro che doveva battere anche il secondo, ma lo ha ceduto
volontariamente al giovanissimo Nicchia, che ha anche fatto gol. Visto da fuori, noi siamo una semplice squadra. Visto da dentro, noi siamo una grande famiglia. Da noi non c'è Gennaro, Vito, Nicchia, da noi c'è il Palermo. Quindi per noi conta la squadra prima di ogni cosa. Gennaro ha un cuore grande quanto una casa, oltre ad essere un grande giocatore. Ha visto il compagno motivato, deciso, gli ha ceduto il pallone come giusto che sia. Gara di andata terminata quindi con il risultato di 7-0. Come la imposterete per la gara di ritorno e se soprattutto questo risultato vi farà stare un po' tranquilli, fermo restando che comunque il campo di Cefalù è diverso dal manto del Tocia, perché intanto è un palazzetto, è più piccolino e quindi il modo di giocare la palla sarà decisamente differente. No, come ti dicevo prima, loro sono un'ottima squadra. Siamo noi che abbiamo impattato la partita in modo deciso. Però stare sereni no, perché loro, campo a 5 tu lo sai, il gol è dietro l'angolo e in 3 minuti, in 2 minuti si può fare subito gol. Quindi è giusto prepararla in maniera convinta e giocarsela come se fosse finita 0-0. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima sfida contro l'Oratorio Cosme Damiano, che ieri ha perso in Coppa contro il Pioppo. Ti chiedo se li conoscete e se come la preparerete questa partita in settimana, visto che comunque quest'oggi avete già giocato e forse le gambe saranno un po' pesanti. No, allora i ragazzi li conosco, qualcuno. C'è anche un amico mio fraterno che ci gioca a Damiano. Quindi sono una squadra che è un'ottima squadra. La posizione in classifica non rispecchia le qualità della squadra, perché loro sono un'ottima squadra, hanno pure degli ottimi elementi. Noi la prepareremo come sempre, come ti ho detto sabato, non è che una sconfitta ci pregiudica la preparazione di un'altra partita, nemmeno una vittoria o un pareggio. Noi prepariamo tutte le partite perché tutte le partite devono essere lottate, sudate e poi sia il caso vinte. Adesso l'ultima domanda per il capitano, hai fatto 3 gol, hai promesso qualcosa dello spogliatoio? Sì, sicuramente al prossimo allenamento mi costerà dei dolcini, ma li porto con tutto il cuore perché, ti ripeto, la squadra, prima di essere squadra, sono i miei fratelli, lo faccio con piacere. Siamo tornati live intanto per il secondo tempo di questa vincente sfida tra Merlo e Vigor San Cataldo, 3-1 per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali di Sportisili. Al momento Davi e Condori sono sicuramente tra i migliori in campo, poi in caso lo chiederemo a Mister Gallo a fine partita. Nel frattempo riguardiamo il quintetto perché vediamo Davi, Bongiovanni, Molinare e Condori, dunque lo stesso quintetto che ha iniziato la gara. D'altra parte invece vediamo Alessi, Niccoli, Agnello, Martorana e Camilleri, quindi anche in questo caso abbiamo lo stesso quintetto sia da un lato che dall'altro. Questa è una notizia, non è facile trovare due formazioni che ripartono la partita con lo stesso quintetto, qui invece è così. Nel frattempo sul pallone vediamo Agnello. Ivan.
Ci aspettano 20 minuti di fuoco, 3-1 il risultato, gara aperta ancora tutti i risultati. Si guarda adesso il cronometro, fischietto in bocca da parte del direttore di gara, signor Crapanzano, guarda anche il collega Bennicci e ricomincia anche il secondo tempo. Martorana, Niccoli, un po' in ombra il 10 quest'oggi, ha fatto diciamo un mezzo assist sul gol di Agnello, poi con la punta Alessi la mette sotto la traversa, 3-2. Forse Bongiovanni doveva uscire prima sulla conclusione del capitano che con la punta l'ha messa lì dove Taormina non è potuto arrivare. Forse anche un po' di reattività è mancata al portiere. Una brutta botta per la Merlo che ha preso questo gol a freddo, a freddissimo, anche perché le temperature sono abbastanza rigide qui a Palermo. Non sappiamo la temperatura precisa, però sicuramente non c'è più il caldo che ci ha accompagnato nei mesi di ottobre, questo è sicuro. Alessi, Martorana, scivola Condori. Sono 16 gradi nel frattempo, vediamo anche questa notizia. Sicuramente un tempo che potrebbe fare anche la differenza. Intanto Molinaro prende in pieno Alessi, un tempo che potrebbe fare la differenza perché ricordiamo come la Vigor San Cataldo invece giochi all'interno di un palazzetto e di conseguenza non è abituata forse anche alle temperature serali. Tanto palla bassa, Molinaro, c'è stata una deviazione chiaramente ed è 4-2 Molinaro. Il gol non è da affidare forse a lui, però fatto sta che la Merlo comunque si è portata nuovamente 2 sopra con la genialata del centrale che qui ha messo questo pallone forte in mezzo, una deviazione e palla in rete. A 2 risultato dunque. Agnello sul punto di battuta. Martorana, Alessi ha subito risposto presente la Merlo dopo il gol preso. Niccoli mette sul secondo palo e qui Taormina ha fatto qualcosa che deve essere un po' spiegata, non l'abbiamo capito molto bene. Ha fatto passare questo pallone, forse si è fidato di Bongiovanni che era alle sue spalle, però fatto sta che la palla ha rimbalzato e stava quasi per entrare in porta. Insomma, non il massimo. Condori tocca questo pallone, rimessa, zona offensiva con Alessi. Doppio passo Niccoli, anche l'ultimo a toccare e invece no, perché però sembrava effettivamente l'ultimo tocco di Niccoli, infatti dice proprio questo. Gesto di sportività da parte del numero 10 in maglia gialla. Bongiovanni prende male il pallone, poi si lamenta un po' con se stesso. Niccoli allo spazio, se lo crea, poi cerca la porta, male. Poi Mister Gallo tiene un po' il pallone con esperienza, saggezza, anche un po' di malizia. Molinaro tocca Agnello, palla in rimessa. Palla lunga, Condori tiene anche questa palla, poi Martorana gli salta di sopra, Davi forse fa fallo e infatti calcio di punizione. Buono qui il break da parte di Eric Martorana, che è sicuramente uno tra i migliori in campo dei suoi. Una gara piena di contrasti, piena anche
di giocate con tanta personalità. Questa è infatti l'ultima in ordine cronologico, però una grande gara anche per il 16. Andrà Niccoli a battere. Va Niccoli, prende in pieno Davi. Palla che attesa tutto il campo. Martorana, Niccoli, scende indietro Alessi, finta. Alessi, poi palla imbucata, Bongiovanni la tocca, la lascia lì, poi Condori può ripartire il contropiede, c'è il taglio di Davi. Era una bella palla, non ci ha creduto però abbastanza Davi, però è una palla anche complicata da andare a prendere perché era tanto veloce. Martorana cerca di alzare il baricentro, la Vigor San Cataldo. Niccoli, taglio alle spalle, scivolata di Condori e come sempre, nonostante giochi lì davanti, giochi come pivot, in realtà lo vediamo anche tante volte in fase difensiva e questo sicuramente a Mister Gallo piacerà. Niccoli scarica su Agnello, poi Martorana, ancora una volta Agnello vuole il destro tacco, lascia lì Martorana, apparecchia, conclusione Taormina. Bongiovanni rischia tanto perché Alessi era vicinissimo. Condori, Bongiovanni cambia lato, sa che c'è Molinaro al centro, Condori aggancio perfetto, piede sotto e finta, Molinaro vuole il mancino, Camilleri, ma che giocata di Molinaro. Nel frattempo ancora 0-0 la sfida tra Tremme Calcio a 5 e Palermo Calcio a 5, nella sfida probabilmente più importante di questa 8ª giornata di campionato. E Bongiovanni non rischia nulla, concede la rimessa laterale, probabilmente da lì la scelta migliore. Agnello, blocco, Martorana esce, Condori sempre molto utile anche in quella fase. Niccoli va sul mancino, non ha lo spazio perché Molinaro ha chiuso praticamente tutto, finta e controfinta, non lo salta, poi Alessi da fuori, calcia decisamente male. Davi, poi Agnello, l'ultimo tocco dovrebbe essere di Davi, infatti è così. Alessi, Niccoli ma sul sinistro Taormina respinge, poi Bongiovanni mette giù un pallone complicato, la tiene lì e prova anche a passare, era difficile. Quanto la Coco? Marco, quanto? 15 e 22. C'è una partita. Mancano 15 minuti e 20 secondi alla fine di questa partita, c'è ancora tantissimo da raccontare. Martorana, Alessi, avanza il 3, cerca finta e controfinta su Davi, lo porta sull'esterno, poi con un tocco all'indietro fa ripartire la sua azione con Niccoli in possesso. Agnello cerca il taglio ma sbaglia, Molinaro giganteggia, poi un po' di trattenuta. Condori, Martorana cerca di tenerla lontana, poi Bongiovanni, Condori di ritorno, Bongiovanni con la punta, non ci ha creduto Condori, era una buona idea questa. Nel frattempo cambi con Toscano e Lunetta pronto ad entrare per Agnello
e Niccoli. Lunetta prova la conclusione, deviazione, calcio d'angolo, anzi no, rimessa, perché nel tiro la deviazione è arrivata e poi il pallone si è impennato sopra e dunque in rimessa laterale, non in corner. Cerca la battuta rapida, non ne funziona. Poi Molinaro come ti fa? Fuori Bongiovanni, dentro Rizzuto. Questo è il cambio, con Rizzuto che si posiziona subito sul lato di destra. Mancano 13:58. Abbiamo sentito le parole delle di te di gara. Andrea Toscano fa Toscano, ma tiro realmente senza pretese da parte del 17. Petto di Condori, aggancia deliziosamente, poi in mezzo a due non ne riesce nonostante la caparbietà, poi Molinaro chiude l'ennesima palla, la sua partita. Rizzuto rallenta forse un po' troppo il gioco. Condori alla centrale, Toscano, Lunetta, Alessi per il Divini Toscano. David non lo va a passare. Lunetta si gira bene addosso a tre maglie biancorosse, poi conclusione, Rizzuto la prende forse sul collo, una brutta botta per Vincenzo Rizzuto, probabilmente l'ha presa all'altezza del collo e quindi gli fa veramente tanto male. Ne approfitta Molinaro invece per bere, l'abbraccio con Toscano che ha chiesto all'otto come stesse. Non posso stare. Mario, veloce, perché dice devo uscire? Perché devo... Posso però dici quindi ora poi quello che devo aspetta Alessi, il capitano della Vigor, Martorana allarga verso Lunetta, scarica sul proprio capitano che però nel modo di controllare si la porta fuori. Molinaro, poi la palla direttamente in out. Toscano, si è pizzicato da David. Lunetta solo sull'esterno. Taormina, Molinaro, doppio passo di Toscano, torna dietro saggiamente da Martorana. Alessi, poi palla imbucata, Condori non arriva a toccarla. Nel frattempo 1-0 per il Palermo Calciacengo contro il Tremme in questo derby al Pala Don Bosco. Ricordiamo infatti che entrambe le formazioni scendono in campo proprio su quel terreno di gioco e di conseguenza non è soltanto un derby cittadino ma è anche un derby di campo.
Un po' come Inter Milan, per intenderci. Rimessa, quindi con Davi. Taormina prova il rilancio ma non riesce, poi Toscano col mancino, ribatte Davi, poi Martorana, ottimo quel lavoro di Condori, poi Davi, doppio passo, cerca di tenerla a lui, ma poi il lavoro di Martorana è sublime perché non gli consente di andare nelle zone più alte. Molinaro nasconde il pallone, poi carica! La conclusione che poi porta 5-2, dice troppo facile forse. Fatto un gol sensazionale Mario Molinaro qui. Sinistro destro e poi tiro imprendibile per il portiere. 5-2. Toscano, Alessi, Lunetta. Vediamo cosa crea adesso il pivot e Rizzuto con Condori in difesa, Lunetta, Alessi, la sistema lì. Poi Alessi, pressione alta di Rizzuto, Camilleri. Palla centrale per Toscano, Davi non si fa saltare, poi Condori sei a riserve, Condori fa tutto solo questa volta, poi Rizzuto prende forse un calcio da Alessi, si continua, poi Rizzuto ancora, ma si continua, poi la giocata solitaria con Molinaro che lo sta chiamando a gran voce, dice passa prima questo pallone e non fai tutto solo. Martorana per Alessi, salta Davi, poi palla che non passa. Tempo mister Gallo molto vicino ai suoi ragazzi, li sta comandando quasi come se avesse un telecomando, un joystick. E con il neo entrato Niccoli. Palla dentro, Condori si sostituisce anche a Taormina, prende lui il pallone prima del portiere, mette in rimessa laterale. Adesso cercheremo di capire quanto manchi alla fine della gara, non tantissimo, però ancora almeno metà, ancora 9 minuti nel frattempo. C'è da questa news dal coordinamento giornalistico, poi calcia verso la porta Alessi. Taormina fa ripartire Davi, poi in mezzo a due Davi riesce comunque a passare, Davi, e poi la parata da parte di Camilleri, però c'era almeno un fallo, diciamo almeno uno perché forse erano anche due, giallo per Niccoli. Bravo Salvo! Qui Davi ha fatto una giocata sensazionale perché era praticamente chiuso. Nel frattempo Pillitteri sta per entrare. Quanti falli sono? 3? 2-1. Non si può. Tu vai in avanti, sembra David. Anche cumulativo, chiaramente. Vediamo chi batte. Andrà Davi. Vicino c'è Molinaro che potrebbe ricevere. Rizzuto invece a fare blocchi probabilmente. Secondo Condori. Va dentro l'area invece Rizzuto. Poi calcia con il piattone forte. Un'altra deviazione. Sarà ancora calcio d'angolo. Molinaro quando calcia ha praticamente una mina al posto del piede, perché anche se imprime poca potenza in realtà vengono fuori sempre conclusioni molto molto forti.
Rizzuto con Dori, Rizzuto scambiano i due sulla linea di fondo. Con calma, con pazienza. Molinaro, Rizzuto, ancora Molinaro, poi ancora finta come nel gol precedente, cerca ancora la conclusione. È scivolato nel momento forse più importante. Alessi si autolancia ma il campo è finito. Dai raga, dai. Davi, Molinaro va subito lungo a giocare con Dori, poi palla direttamente allontanata. Davi con Dori mette giù questo pallone di ritorno, ancora Davi, sceglie il destro e Camilleri con un tuffo in controtempo gli nega questo gol che l'avrebbe tanto meritato. Davi, per lui doppietta questa partita. 8-1. Forte raga, forte qua. Poi forse fallo. Fallo. Non è per il signor Caravanza, è rimasto giù però Davi. Michi. Dai. Cambio dentro Pillitteri, fuori Condori. E si gioca con il quinto di movimento, verrà fatto da Martorana. Macaluso, Niccoli, Agnello. Bisogna difendersi adesso perché col quinto di movimento c'è un uomo in più. Agnello la controlla male, ma riesce comunque a ottenere un calcio d'angolo, il massimo da lì, visto che la palla era sfuggita in precedenza. Palla dietro, Niccoli. Martorana. Macaluso, ancora Martorana, adesso Niccoli. Niccoli al centro per la conclusione immediata da parte di Toscano. Taormina mette le mani entrambe. Niccoli finta, va sul mancino, poi secondo palo di Agnello. Martorana, fatemo mancano 7 minuti. Macaluso per Martorana, ancora Macaluso, Niccoli apre da Martorana che con sinistro torna ancora dietro, va ancora al centro e qui prende fallo. Poi Rizzuto prende ancora il palo, però giocherà già fermo. E questa è la seconda volta che vediamo questo tipo di movimento con Toscano che prima si allarga, poi invece taglia e va al centro, si prende questo pallone, in precedenza ha calciato, adesso invece si è preso questo calcio di punizione, mancano 6,54 e Niccoli ha la palla per poter riaprire questa gara quando manca veramente poco, 6 minuti e 54 secondi, ricordiamo. Nel frattempo Rizzuto dice qualcosa al signor Cavanzano, poi il collega Pietro Bennici mette la barriera e va Niccoli, Taormina col ginocchio. Scivola qui Davi, Niccoli, Agnello si vuole fare saltare Pillitteri, palla che passa. Niccoli ha l'occasione con il sinistro, smorzata, poi scontro tra Toscano e Taormina, con Toscano che infatti dice subito ho colpito il portiere, mettiamo subito il pallone fuori. Infatti bel gesto di sportività da parte del giovane. Sta rialzando fortunatamente Cesare Taormina, buona gara nei due gol subiti. Non aveva delle colpe, forse nel secondo una grande conclusione di Alessi con la punta, forse poteva essere un po' più reattivo, probabilmente sì.
sul primo sicuramente no, era una palla a secondo palo, doveva essere probabilmente difesa meglio dalla difesa, ma buona gara per il vice capitano. La palla adesso potrà essere finalmente rimessa in campo con Martorana. Macaluso, Niccoli, Agnello ancora centrale! E funziona questo schema, l'avevamo appena detto. E sempre lì Toscano, sempre centrale, gol del 5-3, ma nel frattempo time out. Poi anche Molinaro ad infuriarsi con i suoi, dice forse che aveva intuito probabilmente questo tipo di schema. Abbiamo visto in 3 occasioni Toscano arrivare praticamente da solo al centro, piccando su questo pallone. La prima volta ha calciato la sua portiere, la seconda si è presa calcio di punizione, la terza ha fatto gol Toscano e sicuramente sarà qualcosa che vedremo nei prossimi minuti, perché sembra uno schema che la Verlo non riesce a fermare. Nel tempo Cassare i propri compagni. Mancano 6 minuti e 19 secondi alla fine di questo match. Risultato di 5-3. Nel frattempo fuori Pilettelli, riecco in campo con Dori. Durata veramente poco la sua partita. Sono passati 14 minuti, ne mancano 6. Mister Gallo ne dice 5, ma dovrebbero essere 6 quelli mancanti. Davi. Il dribbling, ma non riesce sul Toscano. Palla imboccata per il tentativo, in questo caso provato. Non è riuscito però da parte di Macaluso. Martorana. Macaluso, Martorana. Fa molto bene Quinto di movimento la Vigor San Cataldo. Niccoli ha sprecato un po' tutto cercando la porta, poi Taormina cerca anche la porta e non era una brutta idea, perché Taormina ce l'ha i piedi per fare queste giocate. Ci ha provato. Mancano 5:44, abbiamo sentito la voce da parte della panchina della Merlo. Macaluso, Niccoli, esce Rizzuto, chiude anche con Dori, si va però dalle parti di Martorana. Servito Niccoli, Agnello, le finte, mette il secondo palla che rimane lì e col palo. Tornia si salva, si stava tutto la Merlo. Davi, ne salta uno, ne salta due, salta anche un altro, mamma mia che giocatore. Davi ancora, però l'ultimo tocco è suo. Martorana. Adesso bisogna soffrire per la squadra di casa, per chi continua a attaccare la Vigor. Palla delle parti di Martorana, mette dentro, cerca il passaggio dentro, Molinaro chiude. Forse un cambio difensivo con l'ingresso di Marco Molinaro potrebbe essere una soluzione. Vediamo se effettivamente Mister Gallo ascolterà le nostre parole. Nel frattempo Rizzuto lancia a lungo a cercare Davi, era una palla giusta. Poi Davi sembra molto stanco. Agnello, Martorana. Niccoli apre per Martorana, scivola di Condori, che partita. Davi! Ne fa uno più bello dell'altro. Salvo Davi, probabilmente la chiude pure, 6-3. Invitato a calciare da tutti con il portiere che non c'era. Non se n'è fatto dire 2 volte, sembrava molto molto stanco nelle ultime battute, però un giocatore come lui non può esserlo. Per esempio Bongiovanni dice senza mezzi termini,
a David che non deve interessargli quanto manchi, deve pensare solo a giocare. Nel frattempo Condone è ancora utilissimo. David, palla lunga per Rizzuto. Non capiamo come l'abbia controllata Rizzuto in questo caso. Nel tempo mancano 4 minuti alla fine del match. Non manca molto. Palla dentro sul secondo palo, David scivola, poi conclusione murata, poi Condori in anticipo Niccoli. Indietreggia l'attaccante numero 7. Agnello, Taormina la tocca, stava per arrivare Martorana, ma il calcio d'angolo, 6-3 risultato per chi si fosse sintonizzato in questo istante. Martorana, ancora una volta cercato verso il centro Toscano, che fa sempre questo tipo di movimento, lo fa bene anche, devo dire. Martorana, Niccoli, parità in ombra da parte del 10, e poi oggi ci aspettavamo veramente tanto di più. Toscano, poi David ancora. Palla dentro, poi Taormina lascia lì, sbaglia, poi Martorana spara altissimo, però Taormina qui non può regalare questi palloni perché è un errore. Mancano 2 e 40 secondi. Agnello salta l'uomo, vuole il tacco, tiene calcio a Niccoli. Taormina stavolta benissimo. Niccoli, si continua con il quinto, Macalus, Martorana, Niccoli, imbucata, Agnello la mette lì verso Toscano, poi Molinaro! Fa pure questa! Ma che giocatore è Mario Molinaro? 7-3. Fuori salvo David, riecco in campo Molinaro. Doccia freddissima per Vigor San Cataldo e la Merlo adesso è soltanto questione di momenti, perché mancano circa 2 minuti e potrebbe andare a quota 15 in classifica, superando quindi Vigor San Cataldo in graduatoria. Adesso bisogna guardare un po' la classifica perché si mette sempre meglio per la Merlo, che è partita con delle ambizioni da salvezza. Per adesso noi a Mister Gallo sappiamo già la risposta perché conosciamo il suo essere molto pragmatico. Intanto Condori sbaglia questa occasione, diciamo, conosciamo tanto Mister Gallo, sappiamo che lui ci risponderà che l'obiettivo è soltanto la salvezza, però la domanda la dobbiamo fare perché questa Merlo gioca bene e convince soprattutto, quindi è anche un po' lecito chiedere qualcosa in più. Macalus, Un minuto. C'hai un tappo della tazza. Niccoli apre delle parti di Macalus, secondo palo Agnello e ha sbucato non benissimo, poi Taormina, Molinaro 1-2 con Condori, palla di ritorno, Molinaro può attaccare la porta, salta l'uomo, Molinaro 8-3, segna anche lui e poi forse vuole fare un'esultanza, abbraccio anche col fratello, vediamo. Sta dilagando la Merlo adesso, anche con grandissimi meriti, bisogna dirlo. Mancano 55 secondi. Vediamo se la Vigor attaccherà o se invece lascerà girare il pallone. Taormina con i pugni. È un risultato super per questa squadra. Martorana.
Fischia tanto, poi Rizzuto, scivolata ed esulta quasi come un gol Vincenzo Rizzuto, lo sappiamo, per lui le scivolate sono quasi un gol. Quanto? Palla dentro imbucata, mancano 20 secondi circa. Condori per Molinaro che cerca ancora la porta. Questa volta era un po' difficile, diciamo. Battuta rapida. Manca veramente pochissimo. Macaluso, Martorana e va bene così perché finisce la partita. Infatti finisce la partita, il triplice fischio mancava soltanto a questa telecronaca. 8-3, vince, convince la Merlo Calcio 5 che vince con il risultato di 8-3. Partita bellissima, una grande partita, un successo importantissimo per Mister Gallo che ottiene questi 3 punti e arriva a quota 15 in campionato, superando proprio il Vigor San Cataldo. Noi come sempre vi ringraziamo per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Genduso di Sportisini è tutto e alla prossima.